questa parte, signori, da questa parte, accostatevi. Accostatevi, più siamo e meglio sembriamo. Accostatevi, signori. Io non vendo le solite cianfrusaglie. Accostatevi. Mi dovesse morire tutta la mia famiglia e mia moglie sfragellata sotto il filobusso 143. Sì, e mo mori sfragellato sotto filobusso 143. Ma perché, scusate, non può succedere? Perché due ce ne stanno e passano ognuno una volta. Si possono scassare uno, non passa proprio più. E mori sfragellati in un'altra maniera. Signor, lasciatemi lavorare, abbiate pazienza. Dunque, signori, vi dicevo, io non vendo orologi, non vendo fazzoletti, non vendo cravatte. Signori! Salute! Grazie, ma perché tengo guardato? Lasciateci faticare, signor. Vi dicevo, io vendo il prodotto del miracolo. Venisse la pomata per i calli. Ma qua pomata per i calli? No, sapete che cos'è? Siccome tengo una cipolluzza un po' mignolo a sinistra, poi tengo una cipolluzza però un po' più grossa, un po' mignolo a destra, e una patata sotto la pianta. E poi ci vanno pure il ruglio, così facete una bella insalata. Giovano, lo che fa una sola cosa per guarirvi. La vita me lo per intero. E come ti permetti? E voi parlate, fatemi lavorare, abbiate pazienza. Dunque dicevo, il mio articolo, signori, è la scoperta del secolo. Ma si può sapere che è scoperto? E lasciateci lavorare, signor, ma che chiate presso? Ma si capisce che va che presso, noi stiamo a mezz'ora. È vero, ma dopo mi benedirete, signori, che dovesse morire tutta la mia famiglia e mia moglie. Fracellato sotto filobus 143, hai mi capito? Ripeto di giuramento per farvi comprendere il valore del mio prodotto. Qui siamo in troppo, signori, specialmente in fatto di donne. Chi di voi non tiene una moglie e quando non lavorate la parola più a portata di bocca è disgrazia, va fatica e noi la dobbiamo sopportare, sì signori. Ebbene, come hanno tirato fuori il DDT per uccidere le zanzare, io ho tirato fuori un prodotto che addolcisce il carattere delle mogli. Sì signore, calma signori, calma. Il mio primo esperimento l'ho fatto su mia moglie, è diventata talmente dolce che si è ammosciata come una sfogliatella sereticcia. Non c'è da ridere, cari signori. C'è da provare a somministrare ogni mattina 10 di queste gocce senza farne accorgere nel caffè delle vostre mogli e dopo 10 giorni il risultato è questo. Un momento. Vieni, vieni. Che Tu sei Pasquale Sattarella? a servire, voi chi siete? Sono il brigadiere della sezione. Ho capito, volete un mio prodotto? No, t'ha già arrestato. E perché? Perché proprio con questo prodotto hai avvelenato tua moglie che sta più all'HH. Delinquente, perché sto diceva che sta a morire mia moglie e tutta la mia famiglia? Ma portate a vita, brigadiere, questo è un criminale delinquente. Calma signori, me ne vado allegramente, me ne vado. E cammino, Siete degli ingrati. La prima volta che il genio tira fuori qualche cosa per sollevare le pene dei mariti e questa è la ricompensa, è vero no? Cammina. E quando le vostre mogli vattene vi chiamano disgraziate, fanno benissimo. Andate a morire subito, andiamoci, brigadiere, sono con voi. Andiamo, va. Brigadiere, siete sposato? Sì, signore. E portate il prodotto a vostra moglie. Ma tu fa morire. E pigliate a Villa Vuia. Ma tu fosse pazzo. Allora compratelo per vostra suocera. A quella sì. Poi ho trovato l'acquirente. Ma non mi fa fatta, una persona, pure se la potuta